Questi sono momenti difficili. Drago, girati. Ecco, entra anche il Leocorno, la Tartuca che entra in maniera molto arzilla. Drago, girati. Drago, e la civetta di rincorsa. E la civetta di rincorsa un po' verso l'alto, la Tartuca un po' verso il basso, quindi c'è una compressione verso il centro e la civetta che sta... Entra la civetta, i cavalli sono partiti, la mossa è valida, vedete scatta in testa il montone incalzato dalle altre contrade verso questa prima curva di San Martino. Passa primo il montone con il drago che cade, in questo momento cade la Pantera, seconda posizione per la Selva, terza il Leocorno. Sono cadute anche la giraffa, Bistrisce, la civetta, sempre in testa il montone per questo secondo giro di piazza, incalzato dalla Selva, terza posizione per il Leocorno, quarta per la Tartuca, seconda curva di San Martino, sempre in testa il montone, inseguito lo vedete da vicino dalla Selva, terza posizione per il Leocorno, quarta per la Tartuca, quindi siamo alla seconda curva del Casato con la Selva che cerca, vedete, di guadagnare posizioni per infilare ma non ci riesce, in questo momento il montone che è sempre in testa, quindi vedete, guardate con quanta grinta la Selva cerca di guadagnare posizioni ma non ci riesce, sempre il montone in prima posizione, incalzato dalla Selva, terza posizione per la Tartuca, rimonta del Leocorno che guadagna posizioni ora in seconda, cerca di infilare e ha infilato la Selva, il montone vince il montone dal 1990 che il montone non vinceva il palio.
drammatico con una caduta clamorosa. Molte contrade, e come avete visto il montone Scompiglio con il cavallo, lo specialista è riuscito a vincere il palio dopo 22 anni nella contrada dei Servi, un palio caratterizzato da una caduta clamorosa al primo San Martino. C'è stato veramente un volo e si sono intruppati, cadute moltissime contrade. Alla fine di fatto erano solo 4 le contrade che erano rimaste sul tufo un a straordinario vinto il drappellone. Ecco, quindi anche in questo caso avete visto che quelli che erano i pronostici della vigilia non sono stati minimamente rispettati.